E buon pomeriggio, benvenuti, bentornati dal Comunale Concado di Monreale, benvenuti alla prima giornata di questa nuova stagione 25-26, benvenuti a Concadoro Monreale contro Ribera per una nuova avventura, un nuovo esordio in prima categoria, con un paese che sogna e che ha sognato qualche mese fa per la storica promozione e la nuova promozione, la nuova categoria, con sempre un ricordo da riportare, come all'inizio di questa gara. Forse questo paese, questa squadra assume nuovi spettatori da un altro posto, da un posto molto alto, dal cielo ci guardano, ed è questo anche l'omaggio, l'onore di ricordare ciò che è successo nella città di Monreale, ha colpito, che ha segnato, è pronto a fare rialzare questa comunità, come vorranno sicuramente fare qui rappresentati da Amedeo Vassallo. Per i padroni di casa, per la città di Monreale, società che ha vissuto una grande modernizzazione durante quest'estate. Anche quest'anno partnership rinnovata, media partnership tra LTV e città di Monreale. Tutto pronto per iniziare, sorteggio già effettuato, colloquio tra i due capitani. Si può andare al saluto diritto tra le due panchine e siamo pronti per iniziare, per entrare del tutto dentro una nuova stagione, dentro un nuovo cammino, una stagione chiamata 25-26. Tutto pronto qui sui nostri schermi dell'ITV da Filippo Alongi, spero gradiata la mia compagnia anche per questa nuova stagione. Ci sentiamo tra poco, non appena inizierà il primo tempo di gioco. Questo è l'omaggio che porta onore alla società ospite oggi, il Ribera 1954, con un omaggio per un mazzo di fiori sotto il murales del nostro bomber Andrea Miceli. E questo è tutto l'abbraccio del Comunale Concadoro di Monreale per il gesto gradito che dà soltanto onore e sportività a questa squadra, e poi diteci che è soltanto un gioco. In questo Ribera c'è un po' di Monreale. Questo Ribera c'è e come un po' di Monreale. Ci sono dei protagonisti della gloriosa stagione precedente. Ribera che incontra, che trova tra i nuovi acquisti estivi i ben conosciuti qui a Monreale, Ivo alla Spisa e Mario Guida, due tra i protagonisti assoluti del percorso della stagione precedente. Ivo alla Spisa che ha deciso con una doppietta la finale di playoff la stagione passata. Dove vengono in tribuna in trasferta pure i tifosi del Ribera. Accanto a me poi è immerso all'interno, sentite come cantano i ragazzi del Monreale. Siamo tutto pronto, andiamo per la prima volta lo scoreboard, tutto pronto per iniziare. Monreale contro Ribera, prima il fischio da parte del di gara, il signor Carraro della sezione Aia di Marsala. Tra poco sarà tutto pronto. Battere Guida, la prima palla da ex. Vedete come si canta e si gioca, si inizia. È iniziata la stagione 2025-26 per queste due squadre. Prima giornata di prima categoria girone A siciliana. Gioca interamente, almeno in parte interamente un colpo, l'unica eccezione Città di Sferracavallo. Ieri pomeriggio terminata per 1-0 pure di regalo da calcio di rigore. Ma restiamo dentro questa gara, chiaramente due tempi da 45. Una che rumoreggia, devo trovare sicuramente una sistemazione, perciò entrano in campo Vassallo, ancora confermato la rivoluzione del Monreale. Si riparte da molti interpreti dell'anno scorso, ma anche tanti innesti come qui in quadro Pozzo che pensa al lancio. Palla allontanata, arriva sul lato di Arena che gestisce con Bevilacqua, triangolo chiuso, palla a 5, palla a Pozzo. Può gestire, può giocare ancora sul lato di destra. Dalle retrovie si affida alla gestione tra Ferreri, Marino, alla ricerca
centravanti di peso. Di Stefano è il nuovo acquisto del Monreale, classe 2007, si affida a Di Stefano in città di Monreale, vista l'assenza anche di Suka Meliotti. Parte dal primo minuto, rosa lunghissima del Monreale, a leggere i nomi, una rosa invidiabile a fronte di questa categoria. Prestiamoci a leggere le formazioni. Squadra di casa, il città di Monreale che scende in porta con Campanella, Diliberto, Marino, Bevilacqua, Porzio, Ferreri, Capitan Vassallo, Arena, Zummo, Grimaudo e Di Stefano. In panchina invece a comporre la lunga rosa di Mister Maggio. Occhio, andiamo in campo, arriva subito il primo scudo della partita, il calcio piazzato, lo trova le mani di Cusumano, calcio d'angolo per il città di Monreale, la bandiera di destra, andiamo a leggere la panchina pure Tafuri, Gennaro, Ciolino, Gabriele Manno, Alessandro Marino, Tusa, Virzì, Lepre e Corrao a formare la panchina del Monreale, mentre nel Ribera scendono in campo Cusumano, La Bella, Cambino, Lo Iacono, Campione, Calogero Miceli, Morello, De Luca, Guida, Koulibaly e La Spisa. A compone la panchina sono Marrella, Spagnolo, Buttafuoco, Pira, Nerva, Stagna, Talluto e Galluzzo. Calcio d'angolo messo in mezzo a cercare la testa dei ragazzi del Monreale e palla che poi che vola via, spazzata via da Mario Guida. A terra un uomo, a terra Koulibaly, si pista fallo, il giocatore maglia numero 11 in maglia gialla e nera. Non vediamo l'ora di tornare in campo, lo stiamo facendo in una cornice spettacolare, da un clima quasi perfetto per poter permettere una partita di pallone come piace a noi. Tribuna calda nel Monreale sulla mia destra, tribuna calda la Rivola sulla sua sinistra, batte la Spesa, Ferreri di testa, la allontanata, Koulibaly, poi non si interessa, sta mettendo l'uscita di Campanella. Nuovo contrasto, tocca per ultimo Koulibaly. Calcio di punizione per il Benamino 954. Buon approccio alla gara di Koulibaly. Calcio di punizione Ribera. Va a battere la Spisa. Qualche mese fa da una posizione simile, leggermente più accentrata rispetto a questa. Si è lanciato nel vantaggio contro il Caccamo. Ricordi felici che ancora vanno messi nell'archivio della memoria. Per restare dentro questa nuova stagione che la società e Mister Maggio hanno preparato al meglio. Grandi acquisti di spessore. La Spisa, Mancino a sfidare Campanella insidiosa questa palla per l'inserimento degli attaccanti. Campanella preferisce lasciarla e ribatterla via in calcio d'angolo per il città di Ribera. La Spisa chiama l'angolo, chiama lo schema, alza due braccia e fare una giocata. Ma la messa sul primo, dove trova Bevilacqua. Tra il play dalla parte di destra, calcio d'angolo per il Ribera, la squadra ospite. Arriva il gol che sblocca la partita, ha segnato il Ribera dopo 7 minuti da calcio piazzato, il gol di De Luca che poi indossa la maschera, lo Spider-Man del Ribera per il gol che vale l'1-0 per la formazione ospite. Monreale 0, Ribera 1, la Spisa serve l'assist all'esordio con la nuova maglia contro l'ex squadra, il gol del 1-0, Monreale 0, Ribera 1. Torniamo in tabellina, tutto pronto, ci siamo. 1-0 Ribera, parte in salita la partita, la stagione dopo i primi 7 minuti stagionali del città di Monreale. Invio dal fondo per Ribera. Giocata corta. Occhio Di Stefano, pallone dentro, bolla per la girata, arriva subito la risposta, il gol all'esordio di Grimaudo del Monreale, torna a pareggiare.
pareggiano 1-1 il Monreale. Dopo un minuto la riporta in parità, il primo gol stagionale porta il nome del nuovo acquisto, il gol di Grimaudo. Ed ora 1-1. Parità ristabilita in mezzo al campo. Si torna a giocare 1-1. Fin qui decidono i gol di Grimaudo e De Luca. 9 minuti, già una rete per parti. Sono sbloccate entrambe le marcature. E quindi un'altra partita che comincia. La palla al 5, palla a Vito Porzio. E poi alla ricerca della di rigore. Arriva la chiamata e la presa sicura da parte di Cusumano che blocca la fa sua. Campione vuole andare a cerca della verticalità. De Luca che tocca, non indirizza, lavora questa palla che termina fuori. Dopo un ultimo tocco in maglia giallo-nera sarà rimessa la 3 per il Città di Monreale con Zoom pronto a battere. Occhio, palla persa Koulibaly, giocata verso De Luca, giocatore che ha segnato il primo gol di questa partita. Un intervento preciso un po' nella parte di Zoom, un po' tutti giù, la mette fuori Porzio e rimessa per il Città di Libera. Bevilacqua alza la gamba in maniera irregolare. Gioco pericoloso indicato il direttore di gara. Fallo di Bevilacqua di De Luca. Ed è calcio di punizione per il Città di Libera. Per il Ribera, ancora la Spisa, Mancino verso la porta, vuole Campanella, ancora non si fida su questa traiettoria velenosa, la rimanda via sull'esterno. Calcio d'angolo, la batteria per la Spisa, occhio, il gol del vantaggio è liberato proprio dallo sviluppo del palla inattiva dalla bandiera di destra. Terzo calcio d'angolo per Ribera, centrale alla destra. La Spisa, questa volta va sul secondo, arriva un'altra volta all'impatto e Ribera contro la porta. Con un po' di fatica in questi primi 11 sulle palle inattive del Città di Monreale. Il rinvio dal fondo per il Monreale. Vassallo si abbassa per ricevere questa palla e gioca corto da Totti Ferreri. Totem difensivo del Monreale, imprescindibile per Mister Maggio, col tacco qui l'arena. Fa le sue danni, manda fuori tempo con la giocata qui avversari, calcio di punizione per il Città di Monreale. Calcio di punizione Monreale. Ferreri, palla per Porzio. Lancia uno spazio su, Porzio lo vede, vuole andare a servirlo su quella richiesta, forse movimento poi su cui ci va a ripensare, ma riesce a riprendere su una struttura un po' errata. Gestione, Arena vuole il numero, palla mandare via in calcio d'angolo, preferisce mandarla via in corre dalla bandiera di sinistra Morello. Sarà calcio per il Monreale. Vi dico chi va a battere e ci concentriamo dentro l'area. Andrà a battere Roberto Bevilacqua. Facciamo una full immersion sull'area di rigore, sulla zona calda. Questo palo che continua a darci un po' di studio, un po' di visibilità, lo racconto io come va. Bevilacqua, uno uscire fuori da Vassallo, tenta la botta al volo, svirgola, fatta male qui Vassallo, ma resta ancora vivo, occhio allo sviluppo per andare a prendere questo pallone, via fuori. Rimessa laterale per Ribera. Giocata a lungolinea, salta in alto, qui Marino sta rastando però alle spalle l'avversario, c'è fallo secondo il signor Carrara, ricordo il signor Claudio Carrara della sezione Aie di Marsala, oggi designato per questo scontro della provincia palermitana di Grigentina. Città di Ribera.
Rinaldo Iacono. Corto per la Spisa. Ora però di impostare questo lancio lungo. Marino di testa. Vassalo, nessuno alle spalle, sono davanti, la lascia a due tocchi per Bepilato. Come gioca nelle parti di arena il Monreale per cercare una sventagliata da Zummo che riesce. Bene, qui la palla per Grimaldo per il gol che vale l'1-1. Non arriva il tocco di turno da Zummo, ma una buona mole di gioco per il Monreale. Diciamo, ho avuto la fortuna di presenziare, di assistere anche all'amichevole congiunta con l'Atletico in occhio del in campo, perché ho preso sul pallone, corretta, già tra lasciare correre. Dicevo, ho avuto la fortuna di assistere all'amichevole congiunta contro l'Atletico Club Palermo, in cui Cite Morale si ha subito tanto la differenza di categoria, è riuscito molto a far vedere il proprio gioco e anche far vedere ciò che sono i nuovi innesti di questa squadra, che possono dare una grande mano alla città di Monreale. Ribera sotto gli occhi della propria panchina. Giocata non doveva cercare guida, doppio anticipo. Sembra aver toccato per l'ultimo attimo, la palla resta in camera, quindi può pensare a un lancio. Di Stefano messo giù, si porta giù con l'avversario alle spalle. Ora situazione di gioco un po' confusa. Spinta di Grimaldo ai danni del set avversario Morello. Sarà calcio di punizione per il Ribera. Al primo quarto di gara vediamo le squadre pareggiare per 1-1. 12 minuti sono passati, no, forse anche meno, sono passati quando sta per sbloccare questa partita in buone parti. I gol di De Luca e di Grimaldo. La Spisa, Campanella fuori gioco intanto di campione, lasciato libero per questo. Campanella può rimettere in gioco dalla opera di rigore. Campanella ora Porzio intenta di impostare verso Di Stefano, che la palla arriva Di Stefano, palla che resta vagante in mezzo al campo, portiere fuori dai pali. Occhio che Arena ci passa per la testa di andare in porta ed è questo il gol del vantaggio. Il Monreale la ribalta, 2-1 Monreale, ha segnato Arena. Cambiano gli interpreti, viene un po' anche ringiovanita la società, ma ci sono punti fermi da cui non si può fare a meno, come Francesca Arena per il gol che vale 2-1. il Monreale segna e va in vantaggio, 2-1 Monreale. Da casa sua vede la porta sguarnita e non può che sfidarla, 2-1 Monreale, ha segnato Arena. Cambiamo il risultato. 2-1. Il gol di Arena. Ora il Monreale può comandare per un gol sopra la prima stagionale. Marino cerca la giocata verso Di Stefano, bravissimo poi nel difenderla e girarla sui lati. Alla dentro Di Stefano lotta, palla che viene spazzata via e rimessa laterale per il città di Monreale ancora. La Spisa pensa al lancio, Coulibaly vuole arrivarci, Campanella esce, la fa volare via più lontano che può Campanella, ma ancora avanzata Ribera, scavalcato il rimbalzo del 7 Morello. Un attimo ci risiamo e quindi Di Stefano abbracciato alle spalle, si gioca ancora, va giù Di Stefano, è tutto regolare per l'arbitro, non ferma il gioco e quindi guida la Spisa sui lati. Mario guida, cerca De Luca, sponda non riuscita, va giù, c'è fallo. Alle danni delle 9. È fallo commesso dal 9, fallo commesso da De Luca, e calcio di punizione per il Monreale, quindi calcio di punizione Monreale per un fallo commesso da De Luca. Marino Ferreri. Di cambiare, andare sul lato opposto,
Gambino riesce a mettere giù giocare da guida, che pensa al lancio, scivola sulla giocata, potrebbe arrivare da De Luca, non la tiene. Sarà rimessa laterale per il Ribera dopo il tocco di Marino. Viene incontro la Spisa. Sul lato di Liberto disturba. Tocca per ultimo, è rimessa laterale per il Ribera 1954. Battere il capitano della squadra ospite, Gambino. Giocata dentro l'area, Ferreri svette in alto, la toglie. La Spisa gestisce con la sola, passa in mezzo dopo essere messo giù. Occhio a concedere questi piazzati quando in campo c'è la Spisa. Calcio di punizione a Ribera, palla commesso ai danni uno delle stelle monrealesi. Viva la Spisa. Chioggi per l'avversario, calcio messo a Ribera. Calcio di punizione, Ribera si presenta alla Spisa. Occhio che per un mancino dalla fine sinistra, complicato pensare alla botta in porta, la distanza ravvicinata, però nulla da escludere quando c'è la 10 tra i piedi. La Spisa, mancino alla ricerca della porta, colpisce l'uomo in barriera di Campanella. Grimaudo, Vassallo, si gira bene così il capitano, meglio Vassallo, palla per il 10, Grimaudo, bene il numero per poi lanciare in maniera errata. Porta un attimo la giocata, il 20, il 10 al 20esimo di gioco, come una Monreale. Koulibaly scatta, palla in mezzo, De Luca viene raddoppiato subito, palla che arriva a 2 per provare la botta, il gioca sul primo, arriva il pareggio, la nuova risposta del Ribera. La Bella per il gol che vale il 2 pari, segna il Ribera, segna la Bella, si riesce a inserire bene in area di rigore e far secco sul primo palo Campanella, non privo di colpo, forse è stato bucato sul primo, dove il portiere deve coprire in maniera maggiore, ma resta una buona avanzata rapida da pochi tocchi del Ribera che ben fa la difesa monreale. Partita intanto subito scoppiettante, 21 minuti di partita e sono già 4 gol, 2 per parte per due formazioni. 2 pari, cambia il tabellino, Monreale 2, Ribera 2, esordio stagionale, non sta lasciando esclusioni di colpe. Bevilacqua ritira la gamba, non vuole commettere fallo. La Spisa pensa alla giocata, recupera però per Zummo, nessuno glielo chiama e quindi lottano i due. La Spisa difende col corpo, vorrebbe girarsi, lo fa ancora, verticalizza De Luca per la sponda un poco lunga per Koulibaly, rimessa laterale per il Città di Monreale. Questa è la battuta da Vito Porzio. Bevilacqua, così come canta anche la tribuna delle Monreale proprio una buona delle proprie stelle, anche i soci d'avversari vanno a Spisa. Quella che arriva al 14, Zummo, giocata alla cieca, non solo per la presa di Cosimano. Lancio, De Luca, Ferreri va a prendere un nuovo lasciar girare, sponda riuscita, la Spisa alza questa palla senza poter dare comunque soluzione ai compagni. Benissimo, qui Grimaudo stacca il petto in testa di Stefano, non riesce a gestirlo, voleva un fallo che non c'è secondo il signor Carrara, poi alla fine ancora Ribera gioca sui lati dove arriva una buona lettura in anticipo di Zummo. Morena, autore del secondo gol del Monreale, si cambia verso Zummo e tocco di prima per Grimaudo, passa un rimpallo anche favorevole contro Mario Guida, poi si abbracciano i due, gioca per il vantaggio. Vassallo arriva al limite, palla da Arena, porta, ora può correre la Bella, autore del gol che vuole fin qui il pareggio. De Luca, Totti Ferreri, Zummo,
braccia alte all'altezza del volto di Zoom, chiaramente fallo, senza malizia, semplice contrasto e contatto di gioco ed è 2 pari ancora e calcio punizione per il Monreale quando abbiamo superato la prima metà di questa prima versione di gara. Borzio vuole Di Liberto, riesce a prenderla, poi la palla scappa, è rimessa laterale Monreale. In questo colloquio tra Capitan Gambino e Ribera e l'arbitro, una spinta accusata da Gambino ma revocata dall'arbitro, giudicata chiaramente regolare, è rimessa laterale per battere Umberto Marino, pronto a lanciare questa sfera dentro l'area di rigore. Marino non riesce ad alzare il traverso, un occhio a Vassallo, si coordina per la botta, alto, il tiro termina alto, non impensierisce in questa occasione Cusumale, rinvio al fondo per Ribera. Rinvio al fondo Ribera. Richiede di alzare il baricentro, il portiere Cusumano per Ribera. Quindi sale la squadra ospite in mezzo al campo. 25esimo, 20 alla fine, prima eventuale recupero. 2 pari alla prima di campionato in questa domenica di calcio. Ritorna il calcio che amiamo, la nostra cara vecchia routine. Comincia il calcio di categoria, quella che in Inghilterra chiamerebbero Sunday League, a eccezione di una sola partita, occhio al nome di Grimaldo negato, ad eccezione della gara di ieri, Cittadicini contro Sferacavallo, terminata come dicevo 1-0 per lo Sferacavallo. Un'altra nostra conoscenza stagioni in cui incontriamo anche quest'anno il Sicilia FC. Tra le nostre vecchie conoscenze sono queste le 3 neopromosse insieme al Città di Monreale chiaramente. E con questa parte di oggi comincia ufficialmente il nuovo rinnovato progetto di Elite TV, la voce del campo. Occhio all'inserimento, che gol che ha trovato qui Ribera, super palla, la spisa segna e serve il secondo assist della prima partita. Assist perfetti per i compagni, grandissimo gol del Cittadino. E qua canta contro, qui canta contro la Monreale. Segniamo il gol di Gambino. Torniamo in linea. Dicevo, prima del gol con oggi comincia ufficialmente il nuovo progetto rinnovato dell'Elite TV, la voce del campo, sempre più a fianco a voi per le gare di questa stagione, delle squadre, le squadre dei nostri servizi. Un po' di rinnovamento ci stava, cercando di portare sempre contenuti nuovi ai nostri cari telespettatori. Calcio d'angolo intanto per il Ribera che ha ribaltato la partita, ha ribaltato la gara fin qui imprevedibile. Calcio d'angolo Ribera. Batterà la spisa. Palla dentro, occhio e termina in rete. Dormita difensiva del Monreale che lascia passare una brutta palla pericolosa dentro l'area di rigore. C'è stata qualche gamba ritirata di troppo e ora si fa pesante lo svantaggio. 4-2 al 28esimo. Terzo assist di Raspisa. 4-2. Ribera 6 gol in 28 minuti. Si è iniziato con il
vantaggio del Ribera, dato giallo per un brutto fallo in maniera scomposta, messa al capitano. Monito Gambino, il capitano del Ribera. Guarda, gara che è cominciata con il vantaggio della formazione ospite col gol di De Luca, a seguire subito nel giro di un minuto pareggio di Arena, rete di Grimao e poi il vantaggio di Arena qualche minuto dopo con il 2-1 del Monreale, a seguire invece sono arrivate subito dopo il gol di La Bella Gambina e poi il gol del vantaggio di qualche secondo fa nella serie di rimpalli, la confusione nel rigore del Monreale. Oggi esordio titolare per Campanella, 3 pali, vedo assente in panchina da Furi, dei punti di riferimento monrealesi del calcio monrealese, che oggi siede in panchina, lascia spazio a Campanella, salta in alto qui su la palla sua. Lancio negato però da Arena, guarda per il Grimao, Arena non arriva, tenta sempre buono per Bevilacqua che resta alla ricerca del 10, ma l'ha spazzata via, è rimessa laterale per il Monreale, mezz'ora di gioco, 4-2 per il Ribera, Monreale sotto, davanti a Rocambolesca fin qui. Stefano vuole girarla di testa, Arena messo giù, senza fallo, rimessa da Monreale. Stefano salta non tocca, ma la spazzata via dall'area di rigore del Ribera, oltre la metà campo dove c'è l'ultimo un Marino, preso da De Luca. A medio vassallo, alle spalle preso forte all'ex compagno di reparto di Vallaspisa. Vanno a terra entrambi, non c'è fallo, si continua a giocare a vassallo. Mette la palla fuori, rimessa laterale per il Ribera, che riconsegna il gol al Monreale. Guida riconsegna la palla al città di Monreale. Campanella, Bevilacqua, c'è Corto Porzio, la palla è diretta verso il 5. Corto Porzio, gioca sul schermo per andare alla ricerca di un inserimento in aria. Può arrivare Zummo, Di Stefano prende spazio, grande sponda per Arena, tocca verso il 10, non può arrivare qui Grimaudo su questa palla cercata, però ancora chance, ancora occasione Monreale, messo giù, sembra essere di Liberto, è così, messo giù di Liberto e calcio di punizione per il città di Monreale per un fallo commesso di Liberto. Calcio di punizione Monreale. Dai Monreale! 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 Ma Vassallo Bevilacqua a battere. Forza ragazzi! Noi ci crediamo! Vassallo alla ricerca del primo. Ora presi cura di Cusumano senza problematiche. Ragazzi! Noi ci crediamo! Lancia Marino a schermare, palla che arriva pure a Colibali arriva alla 3/4, poca soluzione, la palla arriva girata sulla destra dalle parti del 2 con la bella giocatore di un gol. Ferreri di testa toglie, Di Liberto prolunga verso Arena che anche lui va alla cerca di Di Stefano, gran gestione di Stefano, strapotere fisico, è saltata al massimo da Di Stefano, ricordo nuovo acquisto, nuovo centravanti di peso del Monreale, classe 2007. Oggi, come dicevo, Monreale è una rosa rivoluzionata perché tanti punti fermi li ha anche in panchina.
sui lati. Palla Umberto Marino che ritorna da Roberto Bevilacqua. E quindi c'è la Ferreri ora. Porzio controlla bene col mancino per guardare in avanti dopo il primo controllo orientato. Va giù, Grimaudo, c'è fallo. Ora la chiamata dell'arbitro, fallo commesso dai del 10 per il di Grimaudo. Arriva la chiamata puntuale del signor Claudio Carrara di Marsala. Calcio punizione Monreale. Bevilacqua, guarda l'aria, Bevilacqua, occhio, è una buona palla, forse lunga, troppo lunga e alta, rinvio al fondo. Ottimo vedere di Bevilacqua, non trova però il pallone che scende quando desiderava, rinvio al fondo per il Ribera. A 10 dalla fine del primo tempo regolamentare, più Ventola recupero. Sul 4-2 Ribera, sul toro pesante. Ci vorrebbe per i ragazzi di Mister Maggio una rete ora per arrivare meno demoralizzati all'intervallo nello spogliatoio. Di testa perfetto qui Ferreri. Toglie Zummo. Vassallo scivola un attimo dietro, si guarda intorno, gestisce ancora con qualità. Umberto Marino. Di Liberto. Vede dove andare, c'è la Vassallo completamente libero. Di Stefano lavora, palla per Grimaudo al limite, passa Grimaudo. Occhio, Grimaudo! Miracolo di Cusumano. Salvataggio provvidenziale di Cusumano. A un passo dal -1 il Monreale. Trova le mani in tuffo di Cusumano, rapidissimo nel scendere giù. Parata plastica, quasi la futsal. Questa è un'azione del Ribera. Rimesso dalla Monreale che va ancora dentro l'area. Vuole dimezzare queste distanze. Gestione Ribera. De Luca lavora e fa salire Soi, mentre Ferreri raddoppia con Bevilacqua, portalo giù, un po' di confusione. L'arbitro lascia proseguire, attaccato per l'ultimo De Luca, è stato al gioco qui il signor Carrara, una serie di contatti fatti e ricercati da tutti i giocatori in quella zona. Bevilacqua tocca, si resta ancora lì. Marino messo giù, si gioca per il vantaggio, anche di Stefano a terra, ma corre ancora il Monreale, spinge, si liberta, il rimorchio, Marino, non perfetto, palla per Zuma che deve lavorarla, arriva il mancato impatto sul pallone, Grimaudo non è riuscito a toccare e indirizzare verso la porta, occasione Monreale che spinge, è della mia stessa teoria, cerca di segnare il gol che dimezzerebbe le distanze prima dell'intervallo. 2-4 ancora, altra chance per il Monreale. Arena, la Spisa spazza via, Coulibaly di testa, bene quella girata sul lato Minabella. Si accentra, verticalizza, Ferreri fa sentire la presenza alle spalle, porta all'errore l'avversario. Umberto Marino. Marino ancora. Verticalizza per Di Stefano il Monreale. Vassallo, la Spisa mette la gamba più alta, poi il colpo davanti di De Luca. Richiede soltanto un contatto ed arriva calcio di punizione per Città Libera. Lavora questa palla per Grimaudo che può spingere e puntare. Grimaudo passa la palla per Soli, inserimento non era messo giù, non c'è fallo, lascia proseguire il gioco l'arbitro con esperienza qui difensore del Ribera, anche con un leggero rischio. 2-4 ancora. Marino con il pericolo alle spalle chiamato Coulibaly.
segnato, occhio, la palla ce l'ha lui, Campanella riesce ad allungarsi, ma arriva la chiamata dell'arbitro, un fallo commesso da Koulibaly, delle farsi spazio in maniera troppo fugace su Marina Ferreri. Buona che torna al Monreale. Porzio lancia, giocate avanti, Koulibaly contro Ferreri, braccia lunghe da entrambi, Koulibaly messo giù, Ferreri commette fallo secondo il signor Carrara, sembrava la stessa dinamica dell'occasione che aveva assegnato fallo al Monreale, per il Monreale, calcio di punizione. Ora Ribera, scelta confusa questa. Calcio punizione, ancora la Spisa che oggi ha servito 3 assist, di cui 2 da calcio piazzato. Insieme a guida l'ex di turno. Fischia l'arbitro, 40esimo intanto, la Spisa vuole la porta, trova Campanella che allontana via, calcio d'angolo. Calcio d'angolo al 40esimo, a 5 secondi alla fine del primo tempo. Messa dentro, arriva il gol del 5-2, ancora da palla inattiva, fa fatica il Monreale dentro l'area, Ribera ne approfitta per il gol che vale il 5-2, ha segnato lo Iacono, gol del triplo vantaggio del Ribera, gol di lo Iacono sull'ennesimo assist da Spisa, incredibile, 4 assist a ritorno contro la sua ex squadra. 4 gol già su 5. 5-2 Ribera. Calcio punizione Monreale ora. Pesante il passivo di 3 gol. Il semplice 41esimo e 30 comunque. Giocata corta. Bevilacqua vuole metterla dentro, lontana De Luca, occhio alla botta da fuori, tentata da Zummo, deviazione, palla che resta lì per Grimaudo che si coordina al volo, arriva la presa di Cusumano, occhio che può pensare anche di velocizzare, ma chiaramente non c'è voglia di rischiare, sono 3 i gol di vantaggio per la squadra ospite qui in possesso. E poi la Koulibaly, Marino messo giù, arriva la chiamata dell'arbitro, bravissimo qui Marino a trovare il contatto. Calcio punizione Monreale, quello commesso da Koulibaly e danni di Umberto Marino. Porzio, Bevilacqua, passa con il numero sulla Spesa, Roberto Bevilacqua, ora che la giocata, Zummo se la perde, magnifica il gran numero del suo compagno. Koulibaly in rincorso da pochi Ferreri, Koulibaly ancora la difende, si sovrappone, porta sulla la bella, ha toccato l'ultimo proprio la squadra in maglia nera con richiami gialli e sarà rimessa laterale per il Città di Monreale quando mancano 2 minuti alla comunicazione dell'arbitro per eventuale recupero oppure a fischiare 2 volte e mandare tutti negli spogliatoi. Dopo intervallo. Arena. Mentre arrivano occhi e ospiti qui sugli spalti, essendo posizionato all'esterno del campo, posso anche comunicare qualche notizia che riesco a prendere. Arrivano molti dalla società compagni, avversarie in questo cammino. Presente qualche volto del calcio popolare qui sugli spalti, osserva una delle proprie
avversarie locali. Dai Monreale! Dai Monreale! Dai Monreale! Dai Monreale! Calcio di punizione Monreale. Ultimi 60 secondi del primo tempo regolamentare. Palla sul secondo, salta in alto. Qui Marino alla ricerca del secondo palo, non trova però lo specchio della porta, rivia dal fondo. Invito al portiere per il tutta di Ribera. Chiaramente è difficile pensare questo è tutto una rimonta, ma non per sottovalutare, per svalutare le capacità dei ragazzi, ma in categorie come queste, già se si fa anche il terzo e poi magari immaginando se il quarto gol, forse si giocherebbe molto poco. Quindi anche questo è un fattore da tenere d'occhio. Deve essere bravo mister Maggio negli spogliatoi a entrare nella testa dei propri ragazzi. Chiaramente hanno sofferto lì dietro. Grandissimo intervento di Porzio, poi un po' di fatica a lottare contro Koulibaly. Restano ancora in contesa qui in possesso. Koulibaly commette fallo, c'è giallo, troppo irruento qui Koulibaly. Giallo. Giallo per l'11 del Ribera, 2 ammoniti in questa partita, 2 entrambi nella squadra ospite. No, Gambino e Koulibaly. (45esima e 30), ancora non sono comunicazioni sulle recupero. Per una comunicazione a cui c'è sfuggito, un fischio 2 volte, un po' di confusione con uno scontro tra 2 ragazzi a Ribera e uno del Monreale. Di Stefano è l'unico che ne esce illeso con 2 giocatori avversari a terra. Dove è richiesto intervento in campo dello staff medico del Ribera. riprende a giocare, siamo alle 47esime e 30. Occhio la palla in mezzo, tolta via da Ribera. Molto bene l'attacco del Monreale, si è un po' ballato però in difesa. Fatto male pure il Cusumano, pure il portiere di Ribera. Ora finale, il primo tempo molto frammentato. Si riprende Cusumano. Siamo a 3 oltre dai tempi regolamentari. Ha giocato pochissimo però. Cusumano girata di testa riuscita. Non resta ancora in contesa il possesso. Si infila bene così il 7 Morello per gestire questa palla su di noi. È quello che ricompare lo schermo. Morello, Mario Guida. 2 cerca la gestione, palla al 7.
Diliberto, bevi l'acqua e Grimaudo si affacciano fatti con qualità al Monreale. Grimaudo può pensare al tiro, gioca a Diliberto, è lui che ci prova. Diliberto largo sul primo, senza impensierire il corso umano, invio dal fondo per Ribera, per Ribera. Lancia lunga al Cusumano. Può bastare così per questo primo tempo di gioco. Monreale 2, Ribera 5, partita ricca di gol, spettacolare, pesante per il passivo per il Monreale. Ribera può andare con un po' più di tranquillità negli spogliatoi. Sentiamo appena inizierà il secondo tempo di gioco di Monreale. Ribera 1954.
Rieccoci, si può riprendere a giocare, riprendiamo da dove c'è una uscita al primo tempo, 5-2 è il risultato dopo i primi 45 minuti. Riprendiamo, aspettiamo l'occhio da parte del direttore di gara, faccio ripartire il tempo dal 45esimo. All'intervallo per Mister Maggio che lascia spazio, fa entrare in campo Manno Gabriele, Alessandro Marino, Francesco Virzì e Alessandro Lepre. Sono 4 quindi cambi per provare a dare un cambiamento drastico a questa partita. Ricordo gara che era iniziata per 1-0 in favore del Ribera, vantaggio subito annullato dalla rete del pareggio di Grimaudo, poi rimonta Monreale con Arena e a seguito sono arrivati gli ulteriori gol del Ribera che hanno annullato veramente ogni tipo di vantaggio del Monreale. Fin qui a segno del Monreale Arena e Grimaudo, mentre nel Ribera entrano a referto, tocchi a passare il circuito dalla metà campo. Cosomano deve impegnarsi qui sulla chance di Vassolo della prima metà campo, da prima della metà campo. Dicevo a segno del Ribera vanno la Bella, Gambino, Loiacono, Morello e De Luca. I marcatori di questa partita, di questa super prima giornata di campionato. Virzì, esordio stagionale per Francesco Virzì, la nuova squadra, giocatore che ha masticato bene tanto calcio anche in categorie superiori, viene da ultime stagioni più di rilievo per dire a Misilmeri. Entra in campo all'intervallo per dare spazio, per dare anche forze fresche e grinta nella colonna vertebrale di questa squadra. Vado a cercare l'aria, Di Stefano non trovato qui, c'è Mario Guida però, uno dei due ex di questa partita, eccolo qui la Spisa, l'ex con più interesse di questa gara, 4 assist, 5 gol per Ivan La Spisa, approccio veramente travolgente. Lepre, punto fermo della difesa di Mister Maggio, oggi entra all'interno che possa essere forse anche un fattore. Palla per Porzi intanto, gioca a sinistra verso Arena, mentre qui c'è tantissimo fair play in campo, è veramente un dispiacere non potervelo inquadrare. Rinvio al fondo per il Ribera, fuori gioco sull'inserimento di Manno. Gioca dal basso il Ribera 1-9-5-4. Palla lunga in avanti, c'è ricerca di Koulibaly, trovando Umberto Marino che arriva sicuro sull'uscita. È rimessa laterale per il Ribera. Gioca di avanti, vola De Luca. Lepre si va a trovare puntuale sul recupero, quindi a medio Vassallo che allarga, brutta palla orizzontale, difficile per l'arrivo di Marino, ma riesce ad uscire fortunatamente illeso così in Monreale. Arena, numero, giocata di Arena. Si esalta e va dalle parti del 10, Grimaudo ha possibilità per giocare, intervento durissimo sul pallone a fermare Grimaudo, ma si resta ancora per il Monreale. Manno, Marino, traversone in mezzo, vuole saltare Di Stefano, anticipato, c'è ancora un giocatore a terra, sembra essere Mario Guida, no, non è il Guida numero 6, è Calogero Miceli, l'arbitro della prima gioco. Ancora
Cusumano. De Luca gira di prima dalla parte di Labella, autore di un gol in questa partita. Guida va giù, Ciampa per tenere equilibrio, però ottimo, Resitera si è fatto male, Mario Guida. Vassallo fa cenno alla panchina avversaria di tutto di un cambio, Dorante Guida. Cinquantesimo, quinta ripresa. C'è Guida a terra. Sembra esserci cambio. Vediamo se arriverà all'ufficialità. Fuori Mario Guida, dentro il maglia numero 14, butta a fuoco. E arriva. Fuori dentro il 14 nella squadra avversaria. Lepre allarga verso Umberto Marino. Cerca Manno, torna dietro Marino, Virzi prova a passare su due, non riesce, ma disturba ancora. Occhio allo scontro dai ragazzi del Ribera. Vassallo vuole andare sottoposto, Arena lascia, non si è inteso con Grimoto che voleva una palla sulla corsa, ma difficile raccontare la sua richiesta. La Spisa, disturbato da Ciccio Virzi. Colibali, la Spisa vuole ancora De Luca, abile a toccare il prima, gioca bene Ribera, ma è più abile più nell'interdizione in città di Monreale con Virzi che si rende protagonista di un altro recupero palla. Borsi ora spinge sui lati, sarà bene a prendere Arena e poi Matteo Vassallo. Lepre, sguardo verso Marino, eccolo qui trovato Umberto Marino, larghissimo in mezzo al campo, che può salire Umberto Marino, cresce lungolina di Stefano, ancora giù, fa fatica di Ribera a fermarlo, deve affidarsi alle mani dei forti, la stavolta ma è regolare, non come l'intervento di Lepre. Fallo, fa sentire ingressi in campo qui Lepre. Calcio di punizione per il Ribera. Non lo spegni il sole, non lo spegni il sole, non lo spegni il sole se gli spari. Non lo spegni il sole se gli spari. Calcio di punizione Ribera. Non lo spegni il sole se gli spari. Non lo spegni il sole, non lo spegni il sole, non lo spegni il sole se gli spari. Lancio sui lati, vuole andare lungo lo Iacono sulle fasce, palla che sembra essere troppo lunga, e così oltre la linea di fondo sarà rinviato al portiere per il Città di Monreale con Campanella che può rimettere il gioco veloce. Corto Campanella verso Porzio. Ora Alessandro Marino, uno dei 4 cambi di Mister Maggio all'intervallo. Arena, sterza benissimo Arena, cerca di andare dentro sulla corsa di Manno che arriva, Manno, e poi arriva il fuorigioco, la chiamata non fuorigioco ma di un fallo con il braccio di Manno. Dubbia questa scelta, l'arbitro vede un tocco con il braccio, fallo commessa da Manno e calcio di punizione in favore del Ribera, mentre c'è ancora colloquio Capitan Vassallo con il signor Carrara, ricordo attenzione di Marsala, Claudio Carrara. Ora vede fallo di Manno, una grandissima cosa direttiva, già appoggiato in rete. Lungo Cusumano dove c'erano solo maglie bianche però, quindi Umberto Marino rincorso da Colibali di prima, bene Manno, la palla pure lunga, la Spisa prova a pulire questa palla un po' sporca, ma la meglio ancora il Monreale che si affaccia lungo l'altro di sinistra sotto gli occhi di Mister Maggio. Porzio, Ciccio Virzi, gira dalle parti di Marino, Umberto Marino, ora Lepre, bisogno
passarla sui binari giusti, questa è la partita del Monreale, bisogna di riportare tutto in attacco. Il fallo commesso da Porzio, giallo per Porzio, ammonito Porzio, il primo cartellino per il Città di Monreale, sale a quota 3 la lista degli ammoniti. 2 per Ribera, sono Coulibaly e Gambino, 1 nel Monreale, Vito Porzio. Massimo vive, Matteo Musso, Matteo vive, Matteo vive, Che sul cambio del pallone. La Spisa, specialista su ogni palla in attiva. Palla entrava con 2 del Ribera, palla che resta ancora vacante, con Vassallo che vuole riconquistare, basta con il numero. La giocata era venuta Vassallo, ora può far ripartire il contropiede. La viene scortato fuori con un tocco avversario, quindi rimessa laterale bianca. Umberto Marino. Virzi lancia dove c'è Di Stefano, rincorso però Di Stefano la ferma, si fa spazio in maniera irregolare, soffre la presa strettissima di Calogero Miceli. Fallo commesso da Di Stefano e calcio punizione per il Ribera, 1-9-5-4. E si gioca quindi Ribera che va in possesso alla ricerca di De Luca, colpetto dopo la sponda verso il gioco tremendamente Morello, autore di un gol oggi. Lancia in avanti, Coulibaly l'ha trovato, c'è soltanto Alessandro Lepre. Ora ancora palla vagante e contesa, Marino può toccare anche una volta, ha cercato una giocata rapida, forse un po' forzato, ora fatica Porzio per risultare lucido su questa lettura. De Luca, Lepre invece pulito come al solito. E ora scontra il Virzi Morello, benissimo Virzi, arriva la Spisa che gliela strappa, però dura poco il posto delle due squadre. La Spisa vuole anche il gol, Campanella non può concedere in questa occasione. Amedeo Vassallo, 12 sono passate la ripresa, sesto tutto del primo tempo, 5-2 Ribera, 7 gol nella fase di gara. Grimaudo in buca per vie centrali, vola Arena, deviazione e altra chance di Stefano, la mandata larga qui, salvo Di Stefano, non trova lo specchio, rinvio dal fondo per il Città di Ribera. Rinvio dal fondo Ribera. Vassallo che ha fatto velocizzare di Cusumano e arriva un giallo per perdita di tempo per Cusumano. Ricordo che è in atto una nuova regola del calcio d'angolo in caso di perdita di tempo, 8 secondi a disposizione dell'arbitro, del portiere per battere presa del gioco. Qui c'è giallo, potrà fischiare, giocare dopo il fischio, una regola che consiste nel avere un portiere che ha a disposizione 8 secondi per battere, per mettere la palla in gioco a partire dal quinto, come da Fuccia del Bassi. L'arbitro deve cominciare a indicare gestualmente quanti secondi mancano. De Luca prova a giocare al cronometro, partita che potrebbe un po' nervosirsi in questo primo tempo, come diceva al primo tempo. Difficile pensare una rimonta per questi fattori, ma Morale non vuole pensarci, vuole ancora giocare. Virzi gioca sul di sinistra sulla corsa di Porzio che tenta la botta dalla lunga distanza, largo di poco, il tiro rinvia al fondo, rinvia dal portiere per il Ribera. Lepre li vuole schiacciare nell'area di rigore, come indica con 2 mani a restare lì davanti. Cusumano va più lontano che può, De Luca perde di questa palla, Coulibaly disturba Marino, ma la palla arriva con molta Campanella. Lancia in avanti a cercare Di Stefano, trova anticipo per le spalle, rimessa laterale per il Città di Monreale, Umberto Marino, Amedeo Vassallo contro Coulibaly, palla da
60esimo, un'ora di gioco che fa, sono 30 minuti restanti, stiamo entrando nell'ultimo terzo di gara, mentre Mister Maggio manda a scaldare un attaccante, manda a scaldare Gennaro, altro nuovo acquisto funzionario, Verzi, si gira bene, c'è Verzi, guarda sui lati, poi la salita di Umberto Marino, Amedeo Vassalo ancora, deve riflettere Amedeo Vassalo, Di Stefano protegge, palla sui lati, trovato Marino, può cercare il traversone, deviato. Lepre deve fare attenzione a quel temporeggiare perché la squadra avversaria scappa alle spalle. Koulibaly per il contropiede, imbucata centrale, posizione regolare, no, arriva il fischio. Arrivando il fischio è l'arbitro corretto, questa chiamata fuori gioco di Calogero Miceli. Grimoto scarica, si effettua la sponda per Vassallo. Arena. Si accentra Francesco Arena. Si guarda intorno. Palla al 10 ora. Grimaudo. Pensa anche al tiro. Ci prova. Largo il tiro. Non crea problemi a Cusumano. Grimaudo voleva una deviazione. Non c'è per l'arbitro. Sarà rinvio dal fondo. Rinvio al portiere in favore del Ribera 1954 che sopra ancora di 3 gol sullo stesso risultato del primo tempo. Marino, Grimaudo appoggio dal suo capitano, ancora Grimaudo, Arena, Grimaudo scambia la palla ai due giocatori che hanno tolto il gol per il Monreale. Arena ancora, lungo la fascia di sinistra, passa col numero, può andare in mezzo, Arena vuole passare, altra giocata, palla in mezzo per Manno, la toglie sul più bello il capitano avversario, toglie sul più bello Gambino, ma ancora chance, è Virzi che serve il cross, palla tolto di testa, fa buona guardia nella di rigore Ribera per poi affacciarsi in avanti con i suoi unici due giocatori avanzati che sono proprio i centravanti Koulibaly e De Luca. Rimessa laterale per il Ribera, ma c'è cambio nel Ribera, fuori Koulibaly, ammonito. Forse non apprezzo questa scelta della soluzione. Comunicherò chi entra una volta riconosce in mezzo al campo. Fuori Koulibaly, dentro un nuovo attaccante, Ribera qui tocca palla, giocata di prima verso De Luca che va a largo, è entrato Galluzzo al posto di Koulibaly, maglia 19. Galluzzo che difende, Vassalo si allunga, l'ultimo tocco è stato il capitano di casa, la rimessa la Ribera. Galluzzo col petto vuole lasciare i compagni, lascia solo per Borso di fatto, ora Di Stefano vuole girarsi, cerca di puntare per la prima volta alla porta, difficoltà nel fatto, un po' forzata questa giocata, poi di Galluzzo che prova ad impostare con qualità, perdendola subito dopo Alessandro Marino. Grimaudo la mantiene lì, aprendo per Amedeo Vassallo che cresce, poi al piede cercando di accelerare anche il ritmo qui. Vassallo vuole Virzi, la riconquistata dal Ribera, non riesce a brillare come al primo tempo dal punto di vista del gioco il Monreale. Buttata tosta, 3 gol di vantaggio al primo tempo. De Luca, sponda riuscita, butta poco, non trova i suoi, soltanto Alessandro Lepre e Umberto Marino. Marino, Lepre, Marino ancora. Il gioco qui sotto di noi. Umberto Marino, palla Virzi, si guarda intorno, Ciccio Virzi, vuole domandare, Virzi, la spisa, arpiona questo pallone, va alla spisa, è sceso con il sangue agli occhi in questa gara, per dimostrare quanto vale a un pubblico che lo conosce benissimo. Palla per Galluzzo intanto, Galluzzo contro Campanella, salva Campanella, salva un altro gol che poteva veramente pesare, anche forse dall'immagine. Qui col confronto forte tra Lepre
Carrara per una richiesta di fuorigioco non accontentata al direttore di gara. Qualche parola di troppo, però Lepre si prende un giallo. Ammonito Lepre. Proteste troppo vistose. Si potrà proseguire dopo il fischio dell'arbitro. Ammonito Lepre. Si era fermata l'intera difesa nelle difensive del Monreale per una richiesta di fuorigioco. Ammonito Lepre. È ammonizione importante. Un difensore come Lepre potrebbe soffrire questa ammonizione. Dico, un difensore come Lepre, un amante del contatto fisico. 25 alla fine, 20 sono passati invece di questa ripresa. La Spisa va in mezzo. Occhio a questi sviluppi. Sono nati 4 gol da palla inattiva. Allontana il campanello questa volta. C'è la possibilità per una ripartenza con Manno che va a fare il centravanti. Subisce fallo Manno qui. Calcio munizione per il Monreale, mentre Ribera torna dietro per difendere questa salita Monreale. Vassallo. Si fa spazio Amedeo Vassallo, ma restando lì e temporeggiando. Amedeo Vassallo vuole entrare in area, la palla arriva. Da Virzi che difende. C'è Manno per la sponda, è riuscito, lo scarico arriva. Manno non passa in mezzo al muro di maglie nere gialle per altra botta, altra deviazione. E qui il Ribera porta 10 uomini in aria. Difficile che possa filtrare un pallone, ma il Monreale cerca di trovare lo spiraglio per bucare la porta. 10 uomini in aria Ribera con solo Galluzzo a fare il centravanti per la ripartenza. E calcio d'angolo Monreale mentre c'è un giocatore a terra. Richiesta l'intervento in campo della panchina dello staff medico della formazione ospite. Vassallo prova a sollecitare una richiesta per accelerare i tempi di gioco. Calcio d'angolo Monreale. Va dentro Vassallo, Cusumano, la palla scappa, ma l'ha mandata alta. L'ha mandata alta Marino sull'erroraccio in presa di Cusumano. Marino non riesce a firmare il suo gol. C'è cambio Monreale. È il momento in campo di Gennaro, l'esordio stagionale, l'esordio con la maglia bianca. Dentro Gennaro, fuori un difensore, fuori Marino. Poteva togliersi lo sfizio del gol prima dell'uscita dal campo. Fuori Umberto Marino, dentro Gabriele Gennaro nel città di Monreale. Dentro Gennaro, vuole forse Freschi in attacco, togliendo uno dietro. Mister Maggio che è sceso in campo con un 3-5-2, formazione che però non ha ripagato come desiderava. Tante lacune difensive, tanto la lavorano ancora, ma si vede tanto dal punto di vista del gioco, con palleggiatori dal nome come Amedeo Vassallo, Virzi, in mezzo al campo è Grimaldo, in mezzo al campo è difficile pensare a un'impostazione di qualità. Si è sofferto tanto lì dietro. E sarà anche membro, sarà anche centro del colloquio, della discussione a fine partita tra me con l'intervista con Mister Maggio. Vedremo che arriverà anche in telecamera per il confronto a fine gara. Sarebbe molto interessante e curioso anche avere un confronto con la Spisa, come sente il ritorno qui a Monreale d'avversario. C'è cambio intanto. Fuori Gambino, fuori il capitano della città di Ribera. Per lasciare spazio in campo a Spagnolo, maglia numero 13. Fischia l'arbitro, Vassallo va in mezzo. Guarda che arriva in aria, ma viene tolta via. Ultimo uomo Manno, può pensare al tiro, occhio, Manno ci prova. La ribattuta dal nuovo capitano che è lo Iacono. Anticipo di Manno, palla che arriva a capitano a medio passato. Va
ordina per il tiro, colpisce ancora il capitano avversario lo Iacon, e quindi in ripartenza dalle parti di Rabella che vuole correre sui lati senza particolare fretta però. Per la lungolinea non c'è fuorigioco, come richiede Mister Maggio, e recupero palla di Virzi, strappa il pallone agli avversari, contropiede, Virzi va per poi giocare sul lato di sinistra. Gennaro tocca la prima palla, vuole il tiro, Gennaro va sull'esterno della rete, chance per il Monreale, non riesce ancora però a trovare il gol. 2-5, 20 minuti alla fine, ci ha provato con la Gennaro, la prima occasione costruita, un nuovo attaccante del Monreale. E oggi però è mancata tanta la corsa e il dinamismo di Sucameli, c'era tanta stazza, tanta quantità lì in avanti con Di Stefano chiamato a fare il lavoro sporco, e Grimaldo che si aggirava quasi una mezza punta, però si è sentita un po' l'assenza di Giacomo Sucameli in grado di puntare a profondità, di attaccare lo spazio con corsa, ma anche di saltare lungo quando necessario. Quindi oggi mancava un pezzo nel puzzle di Mister Maggio, del mosaico di Mister Maggio, è una lettura lecita da fare, non però mettendo in cattivuccia il lavoro di Di Stefano, che ha fatto ciò che poteva in una situazione difficilissima. La Spisa gestisce, ora passa anche lui col numero e va alla Spisa col mancino in posta, palla che prende forse un giro di troppo nell'arrivare da buttafuoco, è rimesso da per il Monreale. La Spisa vuole il tiro dalla distanza, deve scaldare i guanti a Campanella, arriva l'intervento di Campanella, la Spisa ogni minuto che passa sempre più velenoso, e calcio d'angolo per il Città di Ribera. Un acquisto di spessore per Ribera, una perdita importantissima. Calcio d'angolo dalla parte di destra per il Ribera, per battere sempre viva la Spisa. Palla tolto dall'aria, questa volta non corre rischi. Gennaro salta l'uomo, palla un po' lunga, passa col numero Gennaro, occhio, e poi gioca a sinistra per Arena, tentando di andare da Di Stefano, non arriva, però ancora avanzata in maglia bianca per i padroni di casa. Grimaudo, Arena, finta, manda fuori da un po' l'avversario e poi provare a metterla dentro, il gol del Monreale, la doppietta alla prima di Arena, trova un super gol, c'è tanta qualità in mezzo al campo e lo dimostra così il Monreale, lo dimostra con la doppietta Arena che ha segnato un gol più bello dell'altro per arrivare a quota 2 oggi, a 3-5, cerca di scaldare la partita, scaldare il finale in questi ultimi 17. Francesca Arena, contropiede da manuale per la squadra di Mister Maggio, riparte con Gennaro che allarga bene sui lati per il gol che vale ora il 3-5. Monreale 3, Ribera 5, 2 gol di distanza e ora prenderà una piega differente la partita. Grimaldo prende un colpo, palla che torna a Ribera per poco. Doppietta di Arena. Torniamo in campo, eccoci. Porzio, lungolinea, il perfetto per Alessandro Marino come giocatore di Ribera che spassa restituendola a mano per il forcing finale nell'ultimo quarto d'ora, negli ultimi 16 per essere precisi, del Città di Monreale. Porzio e palla a sinistra, Arena ancora nell'accentrarsi è rapido ma questa volta recupera meglio Buttafuoco. Galluzzo, linea difensiva altissima del Monreale ora. Palla Spagnolo, non si intende con il suo compagno, regala per il Monreale, ma c'è un cambio nella squadra ospite, così, cambio Ribera, vediamo chi lascerà il campo e chi entrerà.
terra. Ribera recuperato. Fuori De Luca. Crampi accusati. Nel dubbio. Ruba qualche secondo, qualche minuto anche. Fuori De Luca, autore del primo gol con la stessa caratteristica, con la maglia di Spider-Man, con la maschera di Spider-Man. Fuori il 9 al suo posto. Vediamo chi entrerà in campo una volta riconosciuto il numero. Si mette più fisicità in mezzo al campo. Maglia numero 16 sembra essere Piraneo. No, me numero 18 Talluto. Questo è il cambio. Ottima il Monreale. Arena ci riprova, deviazione larga. Occasionissima Monreale. Ci crede nel finale. Mancano 14 più recupero. E calcio d'angolo per Città di Monreale. Dentro Talluto e Ribera intanto. Fuori De Luca dentro Talluto. Ha avuto la chance per la tripletta per infiammare il finale Francesco Arena. Palla messa in mezzo. Occhio, saltano in due, ma non tocca nessuno in maglia bianca, solo maglie gialle e nere. Altra chance dalla destra. Gennaro velocizza, Vassallo lo andrà a mettere in mezzo. Amedeo Vassallo va in mezzo, salta Gennaro, non colpisce con la fronte piena, palla che si allontana dall'area, potrà trovare Grimaudo che la vuole puntare ma non preferisce più il rischio in questa situazione, quindi scarico dietro con il Ribera che sta leggermente. Gialluzzo si affaccia per indirizzare la pressione, niente più. Marino e lancio verso l'aria ora a cercare Lepre che va a fare il centravanti addirittura. Talluto arriva mandando la via, rimessa laterale per il Monreale. Manno vuole Di Stefano, palla larga, deve lavorare a trovare una deviazione, non riesce qui Di Stefano, sarà semplice rinvio dal fondo in favore del Ribera. Rinvio al portiere Ribera, va Cosumano, lungo sul lancio. Virzi non commette fallo, il Monreale può giocare. Amedeo Vassallo, lungo ai lati, Marino cerca Gennaro di prima, la sponda non riuscita. E resta ancora lì. Addirittura Tafuri in presa, fuori dal campo. Oggi lascia spazio a Campanella. Ha giocato pure sempre Campanella contro l'Atletic, e questo è un fattore da chiedere sempre nella discussione a fine partita con mister Maggio, come vede le rotazioni. Alla tolta di testa deve saltare Marino per mantenerla viva, quindi a medio Vassallo si imposta sui lati. Arena preso forte, scivolato dall'intervento di Labella, ma ancora Monreale. 78-30. Gennaro dalla lunga distanza non può fermare, non può beffare così Cosumano. Va lungo Cosumano. Lepre all'indietro, permettendo addirittura la presa con le mani a Campanella. Porzio. È giocata dal 10, Francesco Arena. Sbaglia il tocco, la spesa allo scherma. Arena, Grimaudo ancora, con qualità il 10. Grimaudo, non lo fermano, tenta l'imbucata, palla lunga, Manno non arriva, ringrazia l'idea, ma la palla termina leggermente lunga, rinvio dal fondo, rinvio al portiere per Ribera. Lungo il lancio di Cosumano. Con le braccia alte, ora Galluzzo di testa, sponda riuscita, ma trova Virzi che disturba, ancora gestione, Vassallo insegue, sbaglia il tocco Talluto e Campanella evita che la palla termini fuori, vuole velocizzare quando siamo
per entrare negli ultimi 10 minuti di gara. 3-5, 2 gol di differenza su un giocatore a terra, mentre Vassallo come gioco la mette fuori. Girone A per Morello e Ribera. C'è cambio, fuori Morello, dentro il numero 17 Castagna. Si è perso un minuto. Castagna batterà con le mani. Spisa. Ritorna. Marena, ma Porzio per ricercare lì. Guida Porzio. Lancia Porzio. Vuole Virzi. Salta ma non arriva. Non è arrivato Ciccio Virzi qui. Soltanto Monreale nel secondo tempo. Gennaro preso in pieno, rischio, corso da Ribera, la palla resta ancora lì, va a lungo Cusumano, Lepro lascia scorrere, in maniera un po' leggera però, la palla arriva a Campanella, Vassallo, a medio Vassallo, la Spiso l'aspetta, si va da Grimodo che ha spazio per andare, Grimodo, Di Stefano difende, cerca il tiro Di Stefano, il tuffo e il gol, il 4-5 Di Stefano, la prima volta che si rivolge verso la porta, riesce a farlo in maniera perfetta sulla girata vincente, conclusione potentissima di Di Stefano, Cusumano tocca, ma non basta, Monreale 4, Ribera 5, mancano 8 minuti di fuoco, 4-5, spettacolo la prima di campionato. 4-5 ha segnato Salvo Di Stefano all'esordio con la nuova maglia, anche lui come Grimaldo. Arena, Castagna tocca e calcio d'angolo, il Morele ci crede, il Concadoro accompagna. Arena battere il calcio d'angolo, là dentro non arriva, forse ci prova deviazione, l'ha mandata alta Arena, rinvio al fondo, rinvio al portiere, mentre non viene ancora soffermato a guardare un comune, un cadoro pieno, spalti ricchi di persone che non attendiamo un altro che ricominciasse il campionato, addirittura pure dal lato della chiesa arrivano volti anche noti, sì, vedo in lontananza il classico coach Sala Pro, sarebbe bello avere videocamere che inquadrano un po' tutto. Vediamo così però, occhio in avanti, tocca benissimo Arena, Di Stefano vuole servirlo, Arena se la va a riprendere, il Monreale non muore mai, deviazione, fallo commesso da Arena e calcio di punizione per Ribera. Spinge a mezzo Vassallo, non trova però i suoi, errore. Occhio alla palla di Galluzza, regolare la posizione per l'arbitro, butta fuoco, portato sull'esterno da Vassallo e Virzi, la tiene per ancora, butta fuoco, vuole un contatto, vuole una deviazione, non trova niente di ciò, soltanto un rinvio al fondo per gli avversari, rinvio dal portiere per il Monreale, Campanella velocizza, comunque Vassallo corre sulla palla, ancora l'85esimo.
ad alta intensità portato da Mister Maggio e dal suo staff. I frutti con l'allenamento congiunto con l'Atletic, con nozioni di Serie D. Virzi qui in maniera molto ruvida sulla palla, sì, ma troppo focace il tuffo di Virzi sul pallone. Dicevo, condizione del Monreale che sembra essere prestante, abbastanza ottima. Il lavoro della società, del lavoro di Mister Maggio, del suo staff, per portare a un livello di corsa, di atletismo così importante per il Città di Monreale. Tanta dedizione, tanta attenzione al progetto Monreale. Con un rimodernamento generale dal punto di vista grafico, visivo, in mezzo al campo, anche con l'innesto di tanti nuovi giocatori, molti giovani. La prima punta oggi è un 2007. Sempre senza dimenticarsi dei senatori dello spogliatoio. Tutto fuoco dolorante. Andiamo al calcio di punizione per un fallo commesso da Virzi sulla Spisa. Mancano 4, siamo all'86esimo. Sono gol di differenza. La bella rischia tanto Marino qui nell'andare giù. Tocca Di Stefano, Gennaro non arriva, la fa volare via lo Iacono a più in altezza che in lunghezza. Poi la gara sta lì, Di Stefano. Virzi tocca, si lotta sui due aerei, butta fuoco in avanti. Galluzzo tocca, si limita soltanto a deviarla per alleggerire il controllo di Porzio. Lepre Vassallo. Apre a sinistra da Arena, a calcio della tripletta. Arena, largo il tiro, è larga l'occasione. Rinvio al fondo. Rinvio dal portiere per il Ribera 1-9-5-4. Sul cronometro del direttore di gara. Si è perso però tanto tempo, vedremo. Sono curioso di sapere quanto sarà l'entità del recupero. Salta Lepre, ma la Grimaudo che mette giù. Bene così, Grimaudo deve inventare un qualcosa con la Spisa che glielo nega. La Spisa poi rischia di strappare, ma l'esperienza l'aiuta nel fermare la mazza avversaria per questo calcio di punizione in favore di Ribera. Ribera. La Spisa lancia. Vuole la bella, trova Alessandro Lepre preciso, puntuale sull'arrivo sul pallone. 88 dice il cronometro. Ribera, giallo per una perdita di tempo, l'arbitro non ci sta, ammonisce un altro membro, un altro pezzo della difesa da Ribera, ammonisce Campione. Sviluppo sui lati, Porzio accompagna fuori Galluzzo, l'ultimo tocco del 19 del Ribera, rinvio al fondo. 4-5, un solo gol di differenza quando siamo a 90 secondi dal termine. Vassallo vuole spingere, Medo Vassallo, spazio per insistere con solo la Spisa che l'aspetta. Grimaudo, palla persa, però non riesce ancora a riaffacciarsi in avanti, deve correre Vassallo, ancora quanto ne ha sulle gambe. All'89esimo Campanella resta lì. Porzio, Vassallo la manda in avanti, Di Stefano resiste, apre da Arena, ancora Arena, volo numero, vuole andare dentro, deviazione, tutti dietro, soltanto Galluzzo davanti nel città di Ribera. Vassallo Amedeo prova la botta, colpisce in pieno il nuovo capitano, diventa quasi un passaggio, una sponda per Galluzzo, mentre Porzio che stringe la spinge a destra, si va a incrociare alle spalle, Galluzzo ce l'ha sul destro e la chiude Ribera, la chiude a 20 secondi dalla fine, entra dalla panchina e segna il gol che vale 4-6, taglia le gambe al Monreale, distrugge i sogni di gioia della rimonta
90esimo. Ribera 6, Galluzzo, e questo è un duro colpo da assumere per il Giunta di Monreale. 10 gol al primo tempo, 6 gol subiti sono pesantissimi, ma anche 4 segnati sono un gran valore su cui studiare e ripartire per la prossima. Vassallo gioca dietro, palla per il Grimaudo, 91esimo. Comunicazione sul recupero qui Borzio, commette fallo, occhio che ha munito, l'arbitro lascia giocare, palla dentro, taglia tutta l'aria, Manno si coordina per la tirata, è rinvio dal fondo, è rinvio dal portiere per il Ribera 1954. Lungo Cosumano, Galluzzo non ce la fa più, entra in campo a mezz'ora dalla fine, quest'ultimo strappo in velocità non ce la fa, non ce la può proseguire. Lepre va in aria, Lepre ribatte via, ancora Ribera, Alessandro Lepre di testa, si aiuta con Campanella, 92 sono sul campo. Allora gioca da Gennaro, non trova la sponda da girare di testa, palla che arriva sulla ripartenza di buttafuoco, rincorso da Caprimano, vuole la deviazione, la trova, la palla resta in campo, Manno, Lepre, Manno ancora, qui sui lati si gioca, la Lepre, Campanella, Elio Vassallo, Vito Porzio, avanzata Monreale con fatica nel trovare gli spazi lì davanti. Grimaudo sbaglia, ma sbaglia anche Ribera che la fa volare ma in maniera un po' timida. Vassallo gioca dentro, deviazione, palla dotta, dove deve arrivare soltanto Arena, grandissimo controllo di Francesco Arena. Vassallo la vuole, si gioca pure in avanti sulla verticale. Di rigore, vuole Gennaro, la sponda per la botta di Di Stefano che la manda altissima, l'ha mandata altissima Di Stefano, Cuneo che calcia qui, l'attaccante del Monreale non riesce a mantenere questa freddezza come sul gol che ha trovato, quindi dal fondo per Ribera quando siamo al 93esimo e 30. La spesa, Lepre di testa, Ciccio Virzi, buona Di Stefano, il petto per gestirla, occhio preso forte, ma dalla pallonata, fallo di Di Stefano, dice il signor Carrara, calcio di posizione a Ribera, 94esimo sul cronometro. Tutti sull'esterno. Galluzzo gira da buttafuoco, trova Lepre e ora Vito Porzio. Mister Moggia ha cambiato pedine in mezzo al campo, cominciamo a tracciare qualche linea guida per questa stagione, ma forse la prima ancora è presto. Poi che Ferreri mantiene Porzio per tutti i 90 minuti, Lepre ha tutta la staffetta a Ferreri, senatori della difesa dell'anno scorso. I risultati della staffetta oggi, mentre fischia 3 volte il
il direttore di gara, squadra di spogliatoi, il Monreal non riesce, nonostante i 4 gol, a portare la vittoria a casa, trova una sconfitta causata da qualche lacuna difensiva al primo tempo. 6 gol subiti, 4 fatti, partita spettacolare, tanto attacco, un po' da rivedere in difesa per ambo le squadre, ma volge al termine il primo capitolo, la prima pagina di questa nuova stagione. Vi ringrazio per la compagnia, per la visione, per la stare insieme. Un saluto alla prossima, Filippo Alonge, grazie sempre.